l'altro a Milano fa un caldo torrido, si sta veramente sembra di stare in un forno. Quando esci dalle stanze, dai luoghi dove c'è l'aria condizionata, c'è uno sbalzo termico di almeno 20 gradi, sembra veramente di entrare all'interno di una sauna naturale che è ormai diventata Milano. Io Ale ti direi se Sì, riusciamo a chiamare già anche Oscar, così ci colleghiamo e partiamo. Oggi son diversi temi, diciamo che tengono un po' banco, le Olimpiadi. Queste Olimpiadi in Francia non lasciano scampo a polemiche, anzi fin dal giorno dell'apertura con quel siparietto orrendo, terrificante. No, orrendo. ma al di là del siparietto in sé, ma proprio tutta la presentazione iniziale è Sì, stata, sì, posso dire, bruttissima. scadente. E forse è per quello che pioveva però, eh. È stata rovinata dalla pioggia, probabilmente sarà stato anche un messaggio divino quello, che si è abbattuto anche, su Parigi dove ha piovuto copiosamente, tant'è che abbiamo un po' tutti negli occhi anche la scena di Mattarella con il doppio impermeabile che si alza in piedi a salutare gli azzurri che passano, sulla Senna. E quindi insomma dicevo, diverse le polemiche, e non ultima quella che ha visto protagonista una nostra, connazionale Benedetta Pilato. Benedetta Pi Yes. che è una nuotatrice, tu Ale la situazione la conosci meglio di me, introduco soltanto dicendo: Benedetta Pilato, nuotatrice, tarantina, che è arrivata quarta, nella gara e quindi per un soffio, proprio per un decimo, di secondo, se non ho letto male, non è riuscita ad arrivare, a terza e quindi a salire, sul podio nella finale dei 100, rana. Esatto. E cos'è successo? È successo che, mentre era intervistata prima, già in live finita la gara, e poi dopo in vari momenti in studio con tutti i vari presentatori, è stata attaccata, è stata denigrata, è stata non capita di fronte a questa sua uscita molto, a quanto pare, eclatante, dove lei diceva: "È il giorno più bello della mia vita. Io sono arrivata quarta, per carità, non ho vinto una medaglia, ma è il giorno più bello della mia vita." E tutti che dicevano: "Ma ci fa? Ma stai Sì, perché l'ha scherzando?" detto Insomma. piangendo. Piangeva, ma diceva: "Sono lacrime di Ma gioia". certo, ma perché cioè questa ragazza ha 19 anni, arriva da Taranto, arriva in una situazione che è Parigi, ai mondiali, le Olimpiadi, e davanti ai più forti del mondo arriva quarta, che voglio dire, quarta su tutto il mondo, contentissima, 19 anni, una vita davanti per riuscire a far le cose, invece viene denigrata. Poi, per Sì. carità, scuse ricevute, chiarimenti, perché è evidente che non si capisce, anzi su questo Vabbè, io vo però dai, a me sembra in realtà molto chiaro, cioè questa ragazza giustamente piange, sì, perché dice: "Comunque sono felice perché sono qua, è bello già essere qua, sono arrivata quarta. Certo, mi rode perché non sono arrivata terza e per un millesimo non ho vinto, oddio non ho vinto, non sono arrivata terza, quindi non ho vinto una medaglia", esatto. però a me sembrava un'intervista molto chiara, una reazione molto chiara Sì, secondo ed me è esagerata la reazione dall'altra parte della giornalista, il anzi problema, e questo è un dell'ex. discorso che vorrei fare, tra l'altro abbiamo anche già Oscar volendo, e possiam Ah, parlarci, buonasera, buonasera Oscar. Oscar strano con noi. vediamo se ci sente, se lo sentiamo anche Non lo noi. sentiamo, non lo Sì, sentiamo. lo sentiamo, lo sentiamo. Mi Eccoci Oscar, ciao. sentite? Purtroppo Ecco, sì. ma che purtroppo mi hai pregato di essere qui anche questa sera, che non puoi fare a meno di me. Esatto. Va detto, va detto. No, io, voglio porvi questa situazione, perché io quando parlo di non esser capita, non dico l'intervista era poco chiara, lei che è proprio un problema generazionale. Cioè io mi trovo, di fronte ad una situazione tipo questa, dove ci sono ragazzi di 19, di 20 anni che diventano nella, lista dei 30 più importanti del mondo di Forbes, abbiamo ragazzi che si laureano, fanno la doppia laurea già a 20 anni, abbiamo situazioni di ogni tipo, ragazzi che partecipano alle Olimpiadi a 19 anni, e ci si Io a sente, 19 anni al massimo partecipavo alle ma Olimpiadi sulla assolutamente. PlayStation. Però capisci che ci si sente anche, come dire, ci si sente, impotenti di fronte a un mondo che ti mette di fronte a persone molto più "capaci" tra virgolette di te, e tu pensi di essere inferiore, pensi di essere inferiore, cerchi di far di più. Questa ragazza invece, di fronte ad una cosa che potrebbe essere presa come una sconfitta da tutti, perché di fronte ad un quarto posto la gente direbbe: ha perso." Lei invece
ha fatto un passo in più, molto più degli adulti, delle persone più mature che aveva davanti a intervistarle, dicendo: "È il giorno più bello della mia vita." Ha ripagato gli sforzi che ha fatto anche senza una medaglia al collo. Secondo me è un esempio e riflette anche un po' la generazione che è questa, un pochino più consapevole di fronte a cose tipo queste. Io resto dell'idea che ci viene posto, e questo è un esempio, lampante, è un'aspettativa in certi casi, dovuta a tutto quello che ci circonda, che è sempre più alta. Lei invece è sta una lottatrice, secondo me, da questo punto di Sì, vista. perché poi la polemica è stata, su 2 interventi in particolare in diretta televisiva, una della giornalista Elisabetta Caporale, che mentre appunto la stava intervistando gli dice: "Ma veramente?" Ma lo dice anche con un tono molto, irriverente, dice: "Ma, proprio, ma veramente stai dicendo che questo è il giorno più bello della tua vita? Sei arrivata quarta, non hai vinto, ma che festeggi? Ma di cosa c'hai da essere, felice?" E la stessa cosa invece l'ha detta, o comunque più o meno, l'ha detta l'ex schermitrice, l'avevo letto prima, non mi ricordo più il nome, che invece è intervenuta dicendo: "Ma questa o ci è o ci fa." Esatto. Come dire, non è possibile che uno che non vince sia felice. Invece, devo dire che io condivido molto il pensiero di Alessandro, perché oggettivamente a 19 anni essere su un palcoscenico così importante e arrivare proprio ad un soffio, certo immagino che rodi, però oggettivamente sei quarta al mondo Quarta e al anche mondo. senza una medaglia, comunque coroni sicuramente un percorso, Certo, che ma sarà metti stato anche le fatto di basi. grandi sacrifici, partendo sicuramente dalla tenerissima età, che arriva a 19 anni dove stai iniziando davvero, ad essere invece, protagonista, arrivi quarta, diciamo che magari tra 4 anni arriva prima. Ah certo, ma sta ponendo secondo me le basi anche per farsi conoscere. Il nome è uscito, è arrivata a farsi Ah, vedere tu dici che ha evidentemente. pianto apposta in realtà. No, vabbè, chiaramente nel mondo del nuoto una ragazza italiana che arriva quarta alle Olimpiadi, nel mondo del nuoto in Italia, penso abbia un valore al di là di quello che è il risultato stesso lì alle Olimpiadi. Però abbiam visto anche persone, la Pellegrini prima di tutte, che è uscita chiaramente Ah in sì, il favore. Pellegrini ha preso le sue difese. Prenderà le sue Sì. difese anche Oscar? Ma guardate, io vi posso dire una cosa, in questo momento sono seduto sul divano e sto fumando un bel sigaro. Eh Questo vi beh, fa Ti capire invidiamo, ti quanto, invidiamo. quanto io sia sportivo, quanto di ce Olimpiadi come di qualsiasi altro sport non ne capisco assolutamente nulla. vabbè, Vabbè, ma qua ci non si sta, parla Dopodiché, ci di sta. sport. no, no, Mh. Anche io non ne capisco niente di nuoto, no, quindi dopodiché, infatti, stavo dicendo, non che di calcio. no, di calcio non ne capisci niente e fai bene anche a non praticarlo più perché i risultati mi dicono essere molto scadenti. Dopodiché sono un curioso e come tutti ho i social, insomma, e ho visto questo video di questa ragazza che commentava il risultato che avete detto voi, con l'entusiasmo tipico di una ragazza di 19 anni che, malgrado non abbia centrato l'obiettivo del primo posto, ha comunque l'orgoglio, la gioia di aver partecipato a un'Olimpiade, cioè non alla competizione all'oratorio, con tutto il rispetto per le competizioni all'oratorio, ed era gioiosa e felice di quello che ha fatto. Quindi ho avuto un brizzo di gioia anch'io, ho detto: "Va che bello, una ragazza che si sa ancora commuovere". Sì. Tutte 'ste polemiche che sto leggendo sui giornali e in televisione per quel Sì. commentaccio che ho sentito, io mi risento, è un problema mio? No, noi ti sentiamo benissimo. Va bene. Quel commentaccio lì è francamente molto triste, perché dà l'impressione di un mondo dello sport che è finalizzato solo alla vittoria e Mh. non al percorso dei singoli atleti. Il percorso che una ragazza di 19 anni ha fatto e che è solo l'inizio, non pensiamo che a 19 anni questo sia il punto di arrivo, ma è l'inizio di un percorso che, se affrontato con umiltà, come questa ragazza ha dimostrato, sarà sicuramente un percorso di soddisfazione. Triste, molto triste il dibattito
che stanno facendo le televisioni, i giornali, non solo nazionali. Questa è la roba più scandalosa ancora, che questa roba la commentano anche da altre parti. E certo. francamente mi ha reso un po' più triste. Sì, anche a me francamente, anche perché noi dovremmo invece puntare tanto sui giovani, dovremmo avere degli esempi, soprattutto nello sport, dagli ex sportivi soprattutto, perché chi ha per primo fatto dei commenti spiacevoli sono stati proprio gli ex sportivi, che hanno praticato sport per una vita e che invece avrebbero dovuto incitarla ancora di più, dovrebbero essere stati loro per primi a sorridere a questa reazione e a incitare ancora di più, la nostra atleta a vincere il prossimo giro alle Olimpiadi, visto che appunto le basi ci sono, la qualità c'è sicuramente, la bravura e i sacrifici sicuramente ci sono e quindi darle un buon in bocca al lupo. Invece augurarle un buon in bocca al lupo, ma invece così non è stata. Però polemiche ormai siamo abituati. Parigi è così, Parigi è frizzante. Sta regalando delle gioie, ma tra l'altro rimanendo in tema sempre nuoto, sempre Parigi, avete sentito di Paltrinieri l'uscita che ha fatto contro la Hidalgo, la sindaca di Parigi, per la questione Senna? Ah sì, sì, no, non ho sentito, È però uno la questione Senna spettacolo, comunque la questione Senna è spettacolare a prescindere, cioè spettacolare. i francesi sono geniali, quando addirittura Macron doveva farsi il bagno nella Senna, avevano Certo. preparato dei gabinetti lungo tutta la Senna per No, hanno fatto so a parte che spettacolari. sulle manifestazioni i francesi sono avanti anni luce per come la vedo io, poi si voglia essere d'accordo o non d'accordo nel tema, ma vedere che gente scende in piazza, in quel paese lì lo fa e lo fa bene. C'è da dire che han portato vasche di merda, di cacca Sì, lì e sì, sì, buttate giù nella buttate Senna. così. Spettacolare. Nonostante questo però la Hidalgo ha fatto il bagno, ehm, Ah sì, ha fatto il bagno chiaramente con la muta, entrando giusto per poco. Paltrinieri quando si è lamentato, ha fatto un'uscita sulla questione Senna che è tornata ad essere, non balneabile, ha detto che non solo è una presa in giro nei confronti dell'istruzione chiaramente delle Olimpiadi, ma è proprio stata una cosa fatta apposta, finta. Ha detto l'Hidalgo ha fatto una roba per finta perché, voleva fare della propaganda per se stessa e non per, davvero far vedere che insomma c'era un progetto sport, robe. Un'uscita che mi ha sorpreso. Paltrinieri è uno di noi e mi piace. Beh, in realtà però è anche fondata perché, addirittura appunto oggi pomeriggio la notizia è: continuano le polemiche per l'allarme Senna inquinata, rinviata la gara di triathlon maschile. Il fiume dopo oltre 1,5 miliardi di investimenti non è ancora pronto e le analisi verranno ripetute domani mattina alle 5. Il comitato ribadisce fiducia che domani si disputi la gara, perché i valori oggi erano lievemente oltre il limite. Questo è rainews.it. Se fosse successo in Italia, cioè Ah, voi vi uh, immaginate la polemica uh, per un'opera, perché di fatto era uh. inserita come opera delle Olimpiadi. Cioè Certo. noi stiamo parlando in maniera anche simpatica dei vagoni di merda pronti su Macron, ma in realtà quella roba lì con tutti gli investimenti, io sono stato a Parigi poco tempo fa, poco prima dell'inizio delle Olimpiadi, ed è una cosa mastodontica vedere tutto quello che si stava facendo per preparare la Senna a questo evento. E adesso scopriamo che molto probabilmente buona parte di questi investimenti sono stati letteralmente buttati nel cesso. E allora bene i francesi che sono pronti con la merda, anzi direi che dovremmo unirci con le vagonate di merda e portarle a Macron, che infatti, come ricordavate voi, mica si è tuffato, l'aveva annunciato, Ah sì. ma mica l'ha fatto. Certo. E quindi questo è a tutti gli effetti uno scandalo internazionale, però sono i francesi, hanno questa sorta di immunità perché, che ne so, sono belli, buoni, sono loro capitanati da Macron che ha salvato la democrazia mondiale, che dico, universale dalla Le Pen che stava arrivando lì, primo partito, poi ha sciolto il Parlamento e ha salvato la democrazia, può permettersi qualsiasi cosa. Fosse successo in Italia, avrebbero commissariato l'Italia. Sì. Ci avrebbero commissariato. ma possiamo dire una È così. cosa? Ma auguriamoci che venga in mente anche a Sala prima della fine del mandato. Nel naviglio. Sì, così Nel naviglio. preparo io le secchiate di merda, le porterò anch'io. Sì, Facciamo come i sì, sì. francesi. Magari gli viene in mente, non lo so. Ma io lo farei però il bagno nel naviglio, eh. Dipende in che Beh, parte, c'è no? chi l'ha fatto,
Sì, voglio dire, è stato tra anche l'altro, multato. tra l'altro era Morelli, se non ricordo male, che aveva fatto Morelli, Alessandro Morelli, all'epoca consigliere comunale, si era buttato nel naviglio. Tra l'altro aggiungo che c'è una bellissima tradizione che viene ripetuta ai giorni della Merla, della Merla, attenzione, Non della merda. non l'ho detto male, il 29 di gennaio, se non ricordo male, la Canottieri di San Cristoforo si organizza questo tuffo nella Darsena. Vanno sul ponte davanti alla Canottieri e si tuffano nella Darsena, cosa che è molto particolare, intanto perché sono i giorni più freddi in realtà a Milano, o almeno lo erano prima che insomma a Milano cambiasse completamente il clima, ma nei giorni teoricamente più freddi ci si tuffa per insomma buon auspicio. Io francamente, nonostante mi abbiano invitato, non ho mai avuto il coraggio di farlo. Magari l'anno prossimo lo facciamo insieme, Oscar. Sì, andiamo a braccetto e ci tuffiamo anche noi. Sperando che Credo non che... buttino vagoni di merda però prima. Vengo io. Ah, vieni te, Piero. Certo. Vieni te, Piero. Ma guarda, dicono che fare il bagno nelle tane, adesso cerchiamo di essere anche un po' meno sboccati, parliamo di merda, parliamo di letame, chiaramente siamo anche noi politicamente corretti. Dicono che abbia dei benefici sulla pelle incredibili, quindi Tipo scrub. facciamolo, guarda, se vuoi provare, magari un giorno ci vediamo, vengo un attimo in bagno, se c'hai una vasca ti preparo la vasca. Proverò, vi farò sapere. Sa che stiamo scadendo nel degrado più totale. No, però comunque in realtà io quando avevo visto l'intervento da 1,5 miliardi di euro per ripulire la Senna, che poi di fatto prevedeva interventi sui residui ancora che c'erano all'interno, scusate, i vari gli scarichi ancora abusivi che poi portano appunto i detriti all'interno del fiume, ma come anche un intervento molto innovativo, con dei batteri che avrebbero dovuto mangiare insomma le particelle nocive presenti all'interno del fiume. Devo dire che quando ho letto questa notizia mi ero anche un po' gasato, perché in realtà noi parliamo tanto anche dei nostri fiumi, no? C'è sempre un po' una criticità, adesso per esempio in Lombardia, sul fiume Lambro, ma su anche altri fiumi dove di fatto insomma negli anni si è scaricato un po' di tutto. Quanto tempo ci abbiamo messo per ripulire il bagno lago di Varese? l'abbiamo Esatto, il lago di Varese. l'abbiamo reso balneabile per adesso. E Mi infatti ricordo stavo anche dicendo Fontana stesso è andato a fare il bagno. quanto noi abbiamo fatto, quindi noi in realtà siamo molto più avanti dei francesi, perché noi abbiamo fatto un sacco, soprattutto in Lombardia, per riuscire a rendere più puliti i nostri fiumi e i nostri laghi. Con il lago di Varese ci siamo riusciti, ancora secondo me c'è molto da fare, la stessa cosa sui fiumi. Di fatto comunque però quando si fanno interventi di questo genere, diciamo, siamo tutti ben speranzosi. La realtà è poi che nonostante un investimento di 1,5 miliardi di euro, questo purtroppo non basta se negli anni tu hai continuato a inquinarlo e quindi comunque il processo è ancora molto lungo. Speriamo che insomma non vengano buttati così via al vento, visto che per ora sono buttati questi soldi, che tra l'altro arrivano di fatto un po' da noi, perché arrivano dal Comitato Olimpico, quindi fondamentalmente qualcuno lo finanzierà questo Comitato Olimpico, e quindi insomma sono soldi che in un qualche modo sono stati spesi e che speriamo e ci auguriamo possano essere stati spesi in maniera decente. Comunque noto, oltre alla questione batteri, che per ripulire sono state costruite delle vasche, penso laterali o al di sotto in zone insomma, comode della Senna per, contenere l'acqua sporca e poi appunto zone per la dispersione di batteri che potessero, mangiare. Sì, ma a Ehm quanto so di queste vasche dovevano essere 3 vasche, ne è stata realizzata una neanche completamente e 2 non sono state realizzate. Ma mi sembra che Parigi 2024 sia un po' come Roma 2025 per il Giubileo, cioè buona parte delle opere che erano previste previste nel momento in cui la manifestazione internazionale
prendeva piede, quindi aveva inizio, buona parte di queste opere non sono state realizzate. Quindi torno a quello che ho detto prima, cioè se fosse successo, in Italia già ne stanno parlando, no? di rimandare il giubileo, cosa che non succederà mai chiaramente perché i cantieri non sono ancora avviati. Parigi una settimana prima delle Olimpiadi era chiusa al traffico, non si potevano passare per buona parte delle strade del centro perché sono tutte a cantiere. Quindi Sì, non è che i francesi brillino per questa grande burocrazia, si sono sempre vantati di avere un apparato statale molto più efficiente del nostro, evidentemente non è così, evidentemente ogni mondo è paese, però c'è qualcuno che ha un trattamento diverso. Non mi pare che Repubblica, il Fatto Quotidiano, il Domani, tutta quella bella stampa progressista abbia dato enfasi alla gestione macroniana delle Olimpiadi. No, anzi, guardando le varie notizie proprio su internet, direttamente da Google, non c'è nessun quotidiano, diciamo di quelli che hai citato te prima, che fa riferimento in particolare all'inquinamento della Senna e alle parole poi anche, direttamente del nostro Ma connazionale. Ma la Greta Thunberg dov'è che c'è? No, Greta Thunberg Che cosa stava raccogliendo con un cucchiaino l'acqua per pulirla, i Pensavo alla batteri. merda che Spero se hanno la buttato sia giù. bevuta. I batteri, no, stava raccogliendo i batteri. Comunque, ambito Olimpiadi, ambito, come dice Oscar, di giornali che sono molto veloci nello scrivere quando gli fa comodo, ricordiamo tutti la questione di Cortina quando la pista famosa, mi pare di Bob, ti Sì, ricordare di c'erano Bob? più È stato scelto di provare a utilizzare quella molto vicina, chiaramente non in territorio italiano, creando uno scalpore mediatico pazzesco su, chiaramente, i giornali che potevano attaccare chi sta organizzando, ovvero il Ministero di Matteo Salvini, il Ministero son ehm, diversi i ministeri, non è solo il ministero di Salvini. che comunque sto centrale è stato uno di quelli che ha spinto di più per Ah, riuscire a certo. chiaramente lavorando con Veneto e Lombardia, che sono 2 regioni della Lega. Lì se ne è parlato per settimane, ho sentito, mi ricordo, giornali che ma il fatto che, ad esempio, chiaramente uno sport diverso, ma a queste Olimpiadi ci siano uno sport come il surf che è a 15.000 chilometri di distanza, quindi a Tahiti, e nessuno dice niente, è la prima volta nella storia che è così lontano Wow. Un'Olimpiade? un luogo sportivo dell'Olimpiadi stessa dalla città ospitante. Prima volta nella storia. Chiaramente è uno sport che prevede chiaramente dei mezzi che non sono quelli che puoi costruire in città, è un Eh surf. certo. Però A meno che metti dei ventilatori giganti sulla Senna e speri che però oddio, nessuno ci attenzione noi a Milano, nel nostro piccolo, abbiamo la possibilità di fare surf direttamente all'idroscalo, quindi magari anche i parigini invece di spendere 1,5 miliardi spendevano, 4 lire e lo facevano anche loro sulla Senna come abbiam Sì, fatto noi a Milano. avrebbero dovuto andare a Segrate. Ba Bastava andare a li Segrate perché aspettavamo noi. sono andati ad Haiti. No vabbè, scherzi a parte chiaramente, devo dire che, questa non la sapevo tra l'altro, perché io in realtà le Sì, Olimpiadi sì, non sì. è che le seguo tantissimo, eh. Quindi ad Haiti c'è un'app Tahiti, a Tahiti. Tahiti scusami, un'appendice A delle Haiti Attualmente sì. è un po' più in là. Attualmente sì, attualmente sì. Ah, bene, bene. E beh, però come, non passando sulle polemiche di queste Olimpiadi, come non parlare della prima polemica, della polemica principale, quella dell'inizio, quella dell'apertura, della polemica scatenata da queste drag queen che sembravano interpretare molto molto una scena molto simile a quella dell'Ultima cena di Gesù. Assolutamente. Ah, io ho letto tutte le narrazioni a partire da quella della Tovaglieri, Salvini, sono usciti un po' tutti, Sì. e ho visto addirittura che anche finalmente, adesso usciamo da da allora dal tema, ho visto che finalmente anche Crazy Italian Politics e pagine di questo tipo riprendono la Tovaglieri, cosa che non era ancora accaduta, mi ha fatto piacere particolare situazione. Ho letto di tutto, ma da ragazzo ventenne che guarda tantissimo, forse un po' troppo TikTok e che quindi affronta tutto un mondo di persone che non è che pensano esattamente quello che diciamo noi, vedo tantissime opinioni contrastanti, molte contro questa manifestazione, non tanto per la parte legata alla blasfemia, per il fatto che ricordasse questo tipo di
di concezione, ma tanti che dicevano: "Se la volontà era quella di fare gli inclusivi, non è questo il modo. Non è questo il modo con la quale metter lì di fronte delle drag queen facendole sfilare come se fosse carnevale e aspettarsi che potesse essere un sinonimo di come dire, di tenere davvero al valore del tema LGBT. E ho visto un sacco di persone contro, a prescindere dal lato politico. Mi ha fatto piacere perché mi sa detto: "Non sono l'unico che ha pensato terrificante questa scelta". Sì, sono d'accordo. Oscar sicuramente sarà molto Oscar, però secondo me ha apprezzato, invece, si è divertito molto in quel momento, l'ha seguito Ma con dico era piacere. sul volentieri, divano a faccio un fumare un po'. sigaro mentre Non si abbiamo godeva dubbi. la scena. Sì, ma allora guarda, in questo caso dico che faccio un po' il Bastian Contrario. Io ho No, trovato no, orribile, no, dico, io ho trovato orribile quell'esibizione, ah, orribile dal punto di vista artistico, ma non l'ho trovata blasfema. Perché vi dico questo? Perché intanto, voglio dire, non credo che se oggi avessimo l'onore di parlare con chi l'ultima cena l'ha dipinta, sarebbe stato molto entusiasta del fatto che quel dipinto, che è diventato il caposaldo della cristianità, appunto, fosse molto entusiasta di questo, perché sappiamo benissimo Leonardo, il genio di Leonardo, quanto era di fatto anarchico e assolutamente anticlericale, e assolutamente sappiamo anche, la storia ci racconta che era omosessuale Leonardo, quindi voglio dire c'è tutta una questione molto più ampia. Le Olimpiadi, che sono da tradizione classica, quindi pagana addirittura, no? Le Olimpiadi, qui da nome del Monte Olimpo, le divinità greche, eccetera, eccetera. Sappiamo esattamente che in quel mondo lì l'omosessualità era contemplata, ma quello che mi lascia basito è che noi abbiamo ridotto il dibattito sull'inclusione, sul mondo LGBT, eccetera, eccetera, a dell'avanspettacolo, che è Assolutamente. altro da quattro soldi. Cioè non è il tema della blasfemia, che francamente del dibattito poco mi appassiona, è la bruttezza con la quale quel mondo vuole raccontarsi, Bravissimo. sì. ghettizzandosi e di fatto tirandosi le antipatie di buona parte, io credo la maggior parte, di quel mondo omosessuale, che non si riconosce in quelle rappresentazioni, perché sono persone che non hanno bisogno degli eccessi con i quali si raccontano, hanno bisogno di essere contemplati per quello che sono, normalissimi individui, e che Condivido al invece 100%. vengono tacciati come altro. Secondo me l'aspetto più grave, l'aspetto più squallido della vicenda è esattamente questo, perché la difesa di quella roba lì, perché chi l'attacca in nome della cristianità, secondo me fa un errore. L'attacco per la bruttezza e la ghettizzazione di quel mondo è l'attacco che dovrebbero fare in un mondo normale i progressisti, invece ce la lasciano a noi. È veramente, come diceva qualcuno, il mondo al contrario. Sì. Diciamo che l'abbiamo citato più volte anche durante il corso di questa trasmissione, il mondo Diciamo al che la dottrina Vannacci in questo caso mi pare giusta e sacrosanta e azzeccata. Non è il tema dell'attacco alla cristianità, che molti hanno sottolineato per quanto mi riguarda, è veramente la bruttezza di un mondo che si autorappresenta male e crea distanza da rivendicazioni che magari sono anche giuste in alcuni aspetti. In alcuni esa aspetti ci sono delle rivendicazioni che sono sacrosante, eppure con quella autoflagellazione che si impongono si allontanano dal 99% della popolazione. E su questo siam Sì, d'accordo. sì, sono totalmente d'accordo, anche perché la chiave di lettura che hai appena dato sicuramente, è molto interessante, elabora un pensiero, molto più ampio rispetto al tema solo ed esclusivamente, della cristianità. Io lo credo comunque che offendere così anche i valori cristiani, sia stata un'esagerazione per il luogo e il contesto in cui è stata, diciamo, messa in atto questa rappresentazione, che io personalmente non ho trovato di buon gusto al di là di chi la interpretasse.
Detto questo, comunque a me preoccupa il fatto che anche all'interno di un evento così importante, mondiale, attesissimo come quello delle Olimpiadi, venga propinata ancora una volta questa teoria gender fluid, cioè come se appunto, come hai detto te, no? Quasi a volte addirittura ghettizzandosi in alcuni casi, e io trovo che sia nocivo proprio anche al dibattito e nocivo in generale legare alcuni temi e soprattutto rappresentare alcuni temi in questa maniera che francamente trovo anche di cattivo gusto, non particolarmente intelligenti. Sono d'accordo. Ma prendiamo fiato, ascoltiamo una canzone? Abbiamo una canzone, no? Vai. Ma sì, ma anche perché siam fuori di 6 minuti rispetto a quando dovrei teoricamente metterla. Direi che prendiamo un po' fiato e sentiamo una canzone. Ci Siamo siamo tornati. insieme a Alessandro Pirola e in collegamento Oscar Strano. Nel frattempo starà cucinando sicuramente, conoscendo gli orari. Ho fatto il caffè. Vieni ad offrircelo. No, non te lo meriti. Io l'accetto volentieri, Oscar, se me lo offri a me. Ah, mi sa che l'abbiam perso, Abbiamo aspetta. perso, infatti è sparito. Ha provato a dire che ad Alessandro non glielo vuole offrire il caffè e quindi mi spiace. Ce l'abbiamo, Lì. ce l'abbiamo. Mi si è messo muto in automatico. Non so che potenti mezzi tu abbia, ma hai dei potenti mezzi che hanno efficaci. un bavaglio alla mia voce. Efficaci, vedi, semplicemente non devi dire cazzate contro di me, cioè mi sembra abbastanza evidente. La vera domanda è perché tu ancora ti ostini. Ma i mezzi della radio sono potenti e questo è il bello del nostro programma, che non sappiamo di che cosa parlare, però abbiamo dei mezzi che sono fantastici, possiamo arrivare ovunque, dove Sì, beh, vogliamo. non abbiamo avuto la linea aperta per almeno 2 mesi, praticamente le persone non potevano chiamare se non su WhatsApp, però diciamo che son potentissimi questi Infatti mezzi. Oscar è su WhatsApp, facciamo un po' di pubblicità occulta a WhatsApp, tramite quello stiamo chiamando. Era più rapido, più veloce. No, perché semplicemente non va la linea. Mamma mia. Ah, siamo su WhatsApp, pensa che io neanche se n'era neanche accorto. Ottimo. Allora, ci sono tanti temi di cui si potrebbe parlare, ma per rimanere un po' in tema di attualità, abbiamo selezionato un paio di notizie che potremmo commentare, anche perché questa oggi, quando ci siamo incontrati virtualmente per appunto decidere un po' i vari temi, ce n'erano appunto molti. Siamo partiti dalle Olimpiadi. Vogliamo uno dei temi, vabbè, nella scaletta diciamo che uno dei temi non si può dire in diretta. Intanto salutiamo Matteo Mauri che sicuramente ci seguirà. E invece io vorrei parlare proprio di quello. No, io lo non mi eviterei, sembra il diciamo, caso. io lo eviterei. Ciao Però Matteo, ciao Matteo, No, anche perché ci speriamo che il fatto che lui non sia qui sia che sia per dovuta risolvere quel tipo di problema. Se no doveva essere Che quasi tipo di problema a questo punto? mannaggia. No, e allora, diciamo che il tema cos'è successo oggi, so che è un argomento molto, molto delicato. Oggi c'è stato diciamo ci sono degli sviluppi sul conflitto israele palestinese, con Israele che ha lanciato un attacco nel sud di Beirut. Diciamo che la situazione sta evolvendo nelle ultime ore, è sempre più critica. L'esperto di questo conflitto è sicuramente Oscar. Raccontaci un po' cos'è che sta succedendo. Si è aperto un secondo fronte del conflitto contro Israele. Il Libano, dove sappiamo
essere attivo un nucleo terroristico finanziato, armato e supportato dall'Iran, che è Hezbollah, o Hezbollah, insomma, chiamatelo come volete, che dal giorno dopo, il 7 ottobre, quindi dall'8 ottobre, ha iniziato a mitragliare con dei razzi Israele, cosa che faceva anche prima, ma con più intensità e con più efficacia. Uno di questi missili lanciati qualche giorno fa ha colpito nel Golan un campo di calcio dove dei ragazzini stavano giocando. Ne hanno uccisi 12, peraltro la cosa particolare che secondo me è il dato più importante, e essendo appunto il dato più importante è taciuto da tutta la stampa internazionale, questi 12 bambini facevano parte di famiglie druse. Druse vuol dire musulmane, vuol dire popolazione che non è stata riconosciuta internazionalmente come israeliana, ma di fatto sotto la giurisprudenza di Israele, e che è araba. Quando infatti si parla di conflitto tra ebrei e musulmani, quindi come conflitto religioso, non si fa che un grandissimo errore, una grande mistificazione di questo conflitto. Non è un conflitto religioso, è un conflitto semmai territoriale, semmai un conflitto di accettazione della storia che è iniziata per qualcuno nel 48, per altri molto prima, ma certamente non è iniziata il 7 ottobre, e che vede appunto due organizzazioni terroristiche minacciare non solo l'esistenza dello Stato israeliano, ma anche civili arabi. Quindi non c'è una guerra di Israele, questo lo dico in maniera partigiana, poi magari torniamo ad affrontare i fatti con oggettività, ma in maniera partigiana vi dico che evidentemente la narrazione di questi mesi è contraddetta dai fatti. Sono stati ammazzati bambini musulmani. Da chi? Da organizzazioni terroristiche che si rifanno alla guerra santa contro Israele. Evidentemente non è così. Evidentemente c'è molto di più, ed evidentemente la risposta di Israele sarà quella che poi abbiamo già visto nelle ultime ore del pomeriggio, una risposta certamente mirata verso i capi dell'organizzazione filo-iraniana, ma che sarà certamente forte, sì, perché quello che è accaduto sabato sera non ha precedenti nella storia recente del conflitto tra Libano, che poi non è Libano, ma tra Hezbollah e Israele. Sì, allora per cercare di fare chiarezza, praticamente Israele ha cercato di attaccare il leader, secondo uno dei leader. Esatto, infatti stavo dicendo, secondo ADN Kronos, Fouad Shkurk. L'hai pronunciato benissimo. Shkur è de facto il capo di Stato maggiore di Hezbollah, secondo Channel 12. Shkur era ritenuto dalle IDF diversi anni fa come il comandante del progetto missilistico di precisione di Hezbollah, e anche ricercato dagli Stati Uniti per il suo ruolo nel bombardamento nel 1983 della caserma dei Marines americani a Beirut. Certo è che di fatto è un'escalation ancora più forte quella che stiamo vivendo, tant'è che infatti ovviamente Hezbollah non ha tardato a rispondere dicendo: risponderemo a qualsiasi attacco. Ha minacciato di rispondere a qualsiasi aggressione israeliana dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato una risposta dura, appunto puntando il dito contro Hezbollah per l'attacco missilistico di sabato scorso a Shams, Maid al-Shams. Diciamo che però a me preoccupa fortemente, anche perché poi le dichiarazioni anche di Kamala Harris, no, della nuova candidata alla presidenza degli Stati Uniti che affronterà Trump nelle prossime elezioni d'autunno, di fatto pongono una questione molto importante di come si muoveranno anche gli Stati Uniti a fronte di questo conflitto. Diciamo che sicuramente le elezioni in America saranno determinanti per capire e comprendere meglio il futuro dei conflitti attualmente in atto
parlo di quelli più importanti come appunto quello russo-ucraino e Israele palestinese, che sicuramente terranno banco ancora per lungo tempo, anche perché sembra che di fatto i terroristi di Hamas continuano a non voler cedere, soprattutto sul tema degli ostaggi. Quindi siamo molto preoccupati. Alessandro, dei fattori inediti che sono accaduti negli ultimi mesi e che dobbiamo tenere in considerazione. Uno è appunto quello che è successo da sabato ad oggi, cioè l'apertura di questo secondo fronte, che molto probabilmente sarà un fronte di terra, cioè non è così improbabile che Israele occupi con i carri armati, insomma, parte del Libano governata da Hezbollah. Ma c'era un altro fronte che si è aperto immediatamente dopo il 7 ottobre, che è il fronte degli Houthi del Mar Rosso, insomma, di quella parte dello Yemen, anche lì gestita da un altro gruppo terroristico, anche questo finanziato e supportato dall'Iran. Ma c'è l'Iran come Certo, soggetto dietro. geopolitico che per la prima volta ha fatto un attacco diretto a Israele con i droni. Ci ricordiamo ad aprile scorso quella nottata diciamo che ha tenuto il mondo col fiato sospeso, in cui moltissimi, si parla di decine di migliaia di droni, hanno sorvolato Israele, alcuni di questi colpendo sia Gerusalemme che Tel Aviv, quindi colpendo il cuore dello Stato ebraico. Ed è un inedito, perché l'Iran, che ha sempre supportato la cosiddetta resistenza palestinese, non era mai sceso in campo direttamente, questa volta l'ha fatto, peraltro subendo delle perdite conseguenziali molto, molto più pesanti dell'attacco che ha fatto, al di là dell'obiettivo diplomatico in Siria, dell'ambasciata che è stata colpita, quindi con alcuni dirigenti delle guardie rivoluzionarie, ma anche, ci ricordiamo, pochi mesi fa il primo ministro iraniano è in qualche maniera accidentalmente, probabilmente no, morto sorvolando in elicottero una regione iraniana. Quindi evidentemente Israele sta combattendo su più fronti, evidentemente Israele è circondato da soggetti che non vogliono trovare una soluzione diplomatica, ma vogliono la distruzione dello Stato ebraico, e che di fatto dal 1948, quando Israele è nato come Stato autonomo e indipendente, non ne hanno mai riconosciuto la legittimità. Siamo arrivati a un punto, a mio giudizio, di chiarezza su quello che succede in Medio Oriente. Le elezioni americane di sottofondo sono certamente una parentesi che a novembre scopriremo il ruolo che gli Stati Uniti vorranno giocare, sia che rivincano, io non credo e non lo spero, i democratici, sia che vinca Donald Trump per i repubblicani. Gli Stati Uniti devono ridefinire il proprio ruolo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, perdonatemi, Anche nel Mediterraneo, certamente. Assolutamente, ma certamente in Medio Oriente, perché ricordiamo tutti nel 2021 la disastrosa fuga dall'Afghanistan, certo, che ha riportato i talebani a governare quella regione su cui invece dall'inizio di questo secolo gli Stati Uniti hanno esercitato un dominio militare. Quindi c'è certamente un rimescolamento delle carte, e in questo quello che polemicamente adesso dico in conclusione impone anche un interrogativo sull'Europa. L'Europa come soggetto geopolitico è assolutamente inesistente, la NATO come soggetto militare internazionale è assolutamente inesistente, addirittura al suo interno ha un leader che è Erdogan, presidente della Turchia, che in queste ore, in questi giorni, in questi mesi ha fatto due cose. Uno, ha paragonato Netanyahu a Hitler più volte. Due, ha minacciato l'occupazione militare di Israele da parte della Turchia. Capite che c'è veramente un rischio di conflitto mondiale molto, molto alto. Ma io ne sono abbastanza convinto, cioè ormai diciamo i segnali ci sono quasi tutti, le guerre che stanno diventando sempre più appunto una questione internazionale, ci impongono ormai in questa direzione, e francamente il fatto che
anche soltanto si stia tutti alla finestra a guardare cosa succederà con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, dimostra ancora una volta quanto il rischio che il conflitto possa diventare un conflitto mondiale sia, secondo me, dietro l'angolo. Siamo tutti nelle mani del popolo statunitense, a me questa cosa fa anche un po' paura, se vogliamo, detto questo, a prescindere, però Un popolo che a me fa paura. eh sì, certo, Sì, cioè sì, il no, popolo delle contraddizioni, completamente cioè un popolo dove un ragazzo di 20 anni una cultura buttata. prende un fucile da cecchino e spara al candidato presidente Sì, sì, sì. Trump. Cioè, io credo che sia una roba, cioè folle, cioè un ragazzo di 20 anni che arriva a fare una roba del genere, ehm, boh, a me mette i brividi comunque, cioè vuol dire che in America sia veramente una cultura molto lontana dalla nostra, ecco, su alcuni Beh, aspetti, completamente lontana, ma io penso che anche tanto di male che abbiamo oggi nella nostra cultura sia stato, portato a dall'America, da quella cultura che si è formata di consumismo, di Vabbè, certo, la cultura woke poi nasce lì, quella eh. cosa che noi aberriamo in tutti i modi, Sì, sì, quindi no, ma secondo me guarda l'America quel poco che la conosco dai social, da cosa leggo, da cosa vedo in televisione, da cosa sento alla radio, per me è completamente persa come cioè è un progetto fallito. io quando sono stato in America ho avuto proprio l'impressione di un paese di sole contraddizioni, cioè tu puoi andare in giro con una pistola, con un fucile, tranquillamente, però non puoi andare in giro con una bottiglia di vetro, con una bottiglia di alcolici. Cioè non puoi, anzi lo puoi fare, ma deve essere dentro un sacchetto, perché chissà dentro ad un sacchetto una persona che cosa si starà mai bevendo. Quindi tu non puoi far vedere in pubblico che bevi dell'alcol, cosa che, vabbè, per carità, posso anche capire, anche se mi immagino, cioè anche se vedi uno con un sacchetto in mano che sta bevendo dal sacchetto, sicuramente non avrà un succo di frutta. Ma detto questo, comunque, la cosa che a me lascia sempre molto perplesso è il fatto che uno non possa portare una bottiglia di vetro o una bottiglia d'alcolico in mano, ma puoi portarti un fucile, puoi portarti una pistola tranquillamente come se insomma, come se fosse una normalità. Poi c'era stato un episodio, questo usciamo un po' fuori dal tema, ma fa molto ridere. Quando sono stato in America vedevo, dentro questi mega hotel, che lì è tutto più grande, no, e c'era questo hotel Anche loro son molto più grandi. esatto, a Las Vegas eravamo, e dentro questo mega hotel vedevo tantissimi andare in giro con le carrozzine, quelle elettriche, quelle che da noi vengono utilizzate dalle persone che magari hanno una disabilità, piuttosto che da un anziano, no, Certo. che magari ha delle problematiche, nel muoversi, e dicevo: "Cazzo, ma poveretti, qua son tutti cioè c'hanno tutti dei problemi." E è una roba incredibile. No, quando poi mi sono reso conto che alla reception li noleggiavano perché così la gente non faceva fatica. Pigri. Cioè son pigri, pigri Mamma cazzo, mia. non volevano andare in giro a piedi per all'interno di un hotel, no, cioè non sto dicendo che dovevano andare da Milano a Roma a piedi, sto dicendo che pur grande, ma comunque all'interno di un hotel si dovevano No, no, ma muovere. certo. Cioè, Beh, ho visto scene sempre a Las Vegas di persone che sono al casinò, sono a giocare alle slot, a premere questi bottoni, intanto si van a fare massaggi, son lì con eh sì, i beh, lì servitri poi lì cioè, perché lì ve un certo, mondo comodo certamente, per carità, ma vieni completamente servito, perché sì, sì, così sì. rimani lì dentro e continui a spendere, quindi loro ci guadagnano comunque. Io penso che sia tanto tanto male che ci è arrivato in Italia come cultura sia stato portato dall'America, tantissimo. E se resistiamo è perché abbiam delle basi solide, almeno su certo tipo di valori. Cioè Sì, io beh, penso che le ecco, questo è famiglie vero. abbiano un valore anche nel far la spesa, nel cucinare, in quello che è un lato economico non indifferente rispetto all'America che è fatta di mega discount, di tutto 1 dollaro, tutto a $5 e prendo le mega confezioni, i mega bartoloni, la mega macchina, le mega cose. È un mondo che non capisco. Magari, avrà la sua stabilità e funzionerà in un certo modo, magari poi chi nell'interno vede noi è completamente, contrariato dal nostro tipo di cultura. Io penso che siam fortunati, molto fortunati. Beh, visto che adesso hai detto questo, faccio
una piccola digressione aggiuntiva. Io non lo so se ha una certa stabilità, so un dato che nel 2023 a me ha lasciato abbastanza, un dato del 2023 che a me ha lasciato molto sconvolto, che nel 2023 sono morte 115 milioni di persone a causa del fentanyl. Quindi, cioè, io non so quanta stabilità abbia. No, scusate, avevo letto male, erano 115 milioni le pillole sequestrate, ma oltre 75.000 persone morte per il fentanyl. E sto parlando solo del fentanyl. Beh, io mi ricordo, il nostro capogruppo in regione Corbetta quando tornò a casa da un viaggio fatto a, Los Angeles, mi pare fosse, o San Francisco, Sì, ci fece zona vedere i video degli sconvolgenti zombie. di zombie, ma, anche in parti centralissime di questa città che io ho sempre pensato essere, tra l'altro molto famosa per essere di attivisti di sinistra in un certo modo. Ti aspetti di avere un approccio diverso nei confronti soprattutto di persone disagiate, perché poi son bravi a farlo vedere, anche se poi magari nell'azione siam più pratici noi. Loro molto bravi invece vai a vedere i video, c'è gente che cammina per strada, che ha le Ecco, tende per i strada, ma non parliamo di 10 persone, parliamo di vie intere, quartieri di zombie che si drogano, che vengono drogati perché gli viene dato, gli viene concesso da parte dello Stato un qualche tipo per riuscire a non andare in come si chiama quello stato quando sei in con overdose. no in overdose, quando ti mancano, manca Ah, la parola. ehm, ehm, vabbè, Siam insomma, capiti. quando ti manca la sostanza. Ecco, il dato aggiornato è del Astinenza, astinenza. Astinenza. Il 13 maggio 2024 si parla di 108.000 decessi per overdose solo negli Stati Uniti. Diciamo che forse tutto questo equilibrio lì non ce No, l'hanno. no, no, per A nulla. me ha sempre dato l'impressione che in America manchino le basi culturali di storia che invece abbiamo noi nel nostro continente, nel nostro e nella nostra Europa, che di fatto ci pone sotto molti aspetti in posizioni migliori rispetto a loro, anche se chiaramente loro hanno la forza economica dalla loro parte. Sì, ed è sconvolgente perché adesso io E sono vabbè, sono per Trump, io a me piace come personaggio, al di là di tutto è una persona che ho sempre da quel poco che ho visto sui social, che mi sono informato, ho sempre stimato come persona in sé, più che come politico. Ma l'altro giorno ho visto dibattiti, ho visto, momenti in cui faceva comizi col suo partito, ma mi rendo conto che anche la narrazione, anche a sinistra chiaramente della Harris, ma la sua, ehm è un livello completamente diverso dal nostro, un livello che io penso che se fosse esposto in questa maniera in Italia, avrebbe magari un suo perché su un certo tipo di popolazione, ma verrebbe comunque subito giudicato molto, molto in modo aspro da parte della politica, dei giornali, delle persone, cosa che avviene puntualmente, sì, infatti i nostri esatto. commentatori lo commentano come se fosse un Salvini, no? no, Diciamoci ma la è verità, e adeguato al livello che invece c'è in America, perché in America il livello è completamente diverso È secondo me. quello. Poi chiaramente l'italiano magari è abituato a sentire una persona che parla in un certo modo, ma anche io penso che per quanto si possa dire di un Salvini e per quanto il giornalista di sinistra possa dire di un Salvini, di fronte a un certo tipo di comunicazione fatta ad esempio in America, non possa dire assolutamente nulla, assolutamente nulla. Sono sì, Attacchi cosa che personali. funziona anche all'inverso, perché non è che i democratici abbiano un linguaggio più Assolutamente no, sofisticato, assolutamente no. più strutturato. La politica americana ce lo insegna, è spettacolo per eccellenza, è un confronto da talk show più che un confronto come eravamo abituati magari alla fine degli anni '90, all'inizio del 2000, di una politica occidentale europea in cui era ancora possibile, ecco, fare un po' di filosofia politica. In America non c'è mai stata, questo livello non c'è mai stato, dai tempi di Reagan in poi è spettacolo, puro spettacolo, e così deve rimanere, con delle semplificazioni molto preoccupanti. La semplificazione, tornando al tema della droga, è che il modo per cui con cui viene affrontato il dibattito sulla droga è o l'esecrazione più totale
del consumo, e io sono d'accordo su questo, voglio essere chiaro, o la difesa non la difesa della sostanza in sé, ma il fatto che l'attacchino da parte conservatrice, l'attacco alla parte conservatrice che giustifica un atteggiamento completamente irresponsabile e assolutamente deleterio sia per chi ne fa uso che anche per le casse dello Stato, perché diciamoci la verità, questa gente dovrà essere curata in un modo o nell'altro e siamo in grado di dire con chiarezza che sono costi a carico dello Stato, sempre costi a carico dello Stato, con il disfacimento dei paradisi progressisti come sono a California, a Florida, eccetera, eccetera. Guarda, ti dico una situazione che si è creata adesso con la Harris in particolare, quando parli di questa, modalità di spettacolo che hanno nell'ambito politico in America. Io non so se hai sentito di questo fenomeno Brat, che adesso viene associato a Kamala Harris. L'hai sentito? Sì, Bra sì, assolutamente. Brat. Brad Pitt, tra l'altro, Brad Pitt, come bravissimo, proprio lì centrato. No, praticamente questa cosa Brat, che è un album di una cantante, penso sia inglese, Charli XCX, mi pare si possa leggere così, che lancia un album, tra l'altro, contestato, cioè o perlomeno lanciato, poco prima che uscisse un album di altri competitor, ha fatto un po' di scalpore per l'ambito politico. E poi invece, esce fuori che questo termine, che penso sia indicare, da quanto leggo, di una ragazzina un po' esuberante, di una ragazzina maleducata, un qualcosa di anticonformista, è stato preso e utilizzato dalla sinistra americana come simbolo della campagna della Kamala Harris. Ma al punto che addirittura, se andate a vedere sul sito dei democratici, del Partito Democratico statunitense, ci sono, ad esempio nello shop, una decina di articoli, la metà di questi sono su questa cosa qua, Brat. Sono adesivi, sono magliette che riprendono questo concetto. Chiaramente anche la cantante è uscita a sostegno, perché figurati, eh è beh, tutto un mondo che, Certo. è sconvolgente, perché tu prova a pensare se una campagna elettorale in Italia, delle presidenziali, fosse stata basata su un meme fatto da una cantante di sinistra. Invece questa cosa qua sta andando in una maniera allucinante, vedo continuamente contenuti. Pazzesco. La modalità proprio è pazzesca. ci sono delle voci, cosa sta Si combinando? sente, Scendi giù, ma dove sei? Ma stai scendendo da dove? Noi ti pensavamo su un divano. sono in macchina e ci sono degli imbecilli che parlano ad alta voce, malgrado io avessi detto di parlare a bassa voce, ma questo l'educazione non è in casa di molti, Beh, ma in realtà sei tu che stai Però disturbando loro. sì, io sto disturbando loro, voi state disturbando me, doveva durare un'ora, sono le 22:05, a che ora finiamo? Abbiamo finito. Abbiamo chiuso, adesso chiudiamo. Meno male, è tutto molto bello, ma avete anche un po' rotto le palle. Ecco, detto così tra amici. Proprio tra amici. No, beh, allora diciamo che io però questa cosa l'apprezzo degli americani, questo spettacolizzare qualsiasi cosa. A me questa cosa diverte molto. Poi è una cosa che mi piace soprattutto su la possibilità di potersi insultare tra le varie marche di prodotti, queste pubblicità estreme che si fanno, di fatto anche molto aggressive tra i vari prodotti simili, tipo celebre Pepsi e Coca-Cola, piuttosto che McDonald's, Burger King. A me questa cosa piace molto, mi diverte, sono sempre A molto te piace, a me fa orrore. no, a me Mi diverte fa sempre vedere orrore. quando si insultano tra le varie marche, così, senza esclusione di colpi. Fa Perché? orrore perché è un dibattito che crea solo mostri, nemici, polarizza il dibattito, o il bene da una parte, il male dall'altra, ed è veramente, francamente, Vabbè, ma nel nostro deprimente. è uguale anche nel nostro caso, Ma dai, solo che certo. almeno lì è più Ci siamo divertente. adattati, Ci siamo Loro si adattati. divertono ancora, loro Eh, si divertono ancora. Noi Quindi, ormai non ci divertiamo più, cioè noi ormai siamo diventati come loro, solo più tristi. sì, esattamente. La Poi brutta coppia, la tristi coppia per cinese. Poi pensa, noi che commentiamo queste cose alle 10 di sera, quanto tristi siamo noi, questa è la verità. Questa è il vero tema. E comunque, ormai Bene, direi che è siamo un'ottima chiusura arrivati questa di alla Oscar. chiusura. Grazie Oscar. Grazie a voi, grazie a voi.
Noi ci rivediamo a settembre, penso. Esatto. Ah, Però basta, Settembre. era l'ultima puntata. questa era l'ultima, è l'ultima che siamo ormai Ah, No, vabbè, io chiudiamo. ero l'ultima, nel senso che c'è una pausa estiva, anche la sede stessa chiude, quindi anche sì, fisicamente l'ultima le prima prossime della settimane. pausa estiva, poi magari qualcuno di noi non torna dalle vacanze. Io Esattamente. nel dubbio non le faccio, quindi Ah, bene, quindi tu tornerai senza dubbio. io torno senza dubbio, anzi non me ne vado proprio, quindi per forza torno. Sono già qua. Per Ciao chiudere a direi tutti. che comunque Oscar, che prima ha detto, la parola giusta, ha detto astinenza quando non ce n'era una parola, ha completato il cerchio di tutte le proposte di discorsi che dovevam far stasera, compresa quella di matematica. Quella di Matteo Ringraziamolo Mauro. ringraziamolo per la presenza anche se non Qui fisica, qui con mentalmente noi, c'era. sempre presente. Grazie ad Alessandro Pirola Grazie a te Ale. e noi ci risentiamo quindi a settembre. Una buona serata a tutti.